Innanzitutto un grazie per essere a questa anteprima del nuovo spettacolo che portiamo sul palco, il cui testo è rimasto per qualche anno in cima ai progetti della nostra compagnia. Dopo tanto lavoro, finalmente lo spettacolo incontra per la prima volta il pubblico e ognuno di voi è l'attore che mancava all'insieme degli attori del palco per aiutarci a superare qualche nostra incertezza e per mettere a punto la macchina teatrale. E questo avverrà attraverso le emozioni che voi saprete trasmettere. Lo spettacolo ha una durata di circa 2 ore, non spaventatevi. Siamo convinti che grazie al vostro sostegno riusciremo a rendere la serata gradevole, con aspetti ironici e spunti di riflessione. Un necessario chiarimento va fatto sull'ambientazione dello spettacolo. Il titolo originale l'avete letto e avrete compreso che ci troviamo nei pressi di un meraviglioso ed entusiasmante parco divertimenti a qualche chilometro da qua. Un luogo magico che ci ricorda l'antica Roma, pur essendo in terra friulana. Dunque, buon divertimento a tutti dall'Aquileia Colosseo Park. Bene, si arriva alle ultime settimane, io us ringrazio tantissimo di bande dalla mia compagnia La IAR e anche di bande me, e di sedi sempre sta su un'evore numerosa queste rassegne. Io spero veramente che si sia divertiti sempre e ringrazio anche tutte le compagnie che hanno fatto queste rassegne perché sono stati veramente bravi. Non hai nessun dubbio perché che riguarda anche Talmassons. Li ringrazio anche prima. Grazie comunque all'amministrazione che ci ha lasciato come ogni anno questo bellissimo teatro per fare queste rappresentazioni. Ringrazio la protezione civile che è sempre pronta al suo compito, sono stati veramente bravi e efficienti. Comunque grazie a voi, grazie di tutto e spero di vederci anche il prossimo anno. Grazie.
Così meraviglioso. Sì, non tu mi spazi a voli, Sì, certo, bollente. Tu vorrai a fiere. Strappami tutto. Oh, non puoi tu fare di manco di sigà. Sì, dai, sei il mio gorilla straordinario, enorme gorillo. Oh, gorilla, avete dalle stesse miege che tu sei al telefono, si può sapere troppo che ti urla, Alla Sciarà? Ma lasciarà sì. O tu vai di farmi paravie. Tu provi di farlo, tu viodi. Maria, allora è una settimana che io non si arrivoli, E tu sei ogni sera, sì, dai, ancora, di più, per piacere, prendimi tutta. Dai, cambia turno, fasilo mattina, e dopo di misdiqua che io non so, no? Che dopo? Tu sei sempre in su. Pensi tu che sei di piedi, senti una su, dai, sì, ancora, Invece di sei contento che Fiorella mi ha fatti attacco il lavoro, chi? Hai la file, Sergio, hai la file? Sì. Tu dimmi dove come se che chi al clamendite si lamente. E dopo, propite sul piede. Ma quale sul più bello? Ma sei un'ora che state Ma magari calmete dos di Oris. Ma Sergio, ma c'è un po' di spiegati, non è difficile di capire. Pia sto al telefono, pia guadagni. Mi passerei scognosio. Cui? Che ti clamin a 6:10 di mattina. Oh, Nini, ma tu pensi tu che io mi divertisci a fare che manfrine, chi è? E dopo c'è il me lavori alla Fagino. Già si in ritardo di 12 giorni a paiare la figli. Pensi tu a paiarlo? Sì, io penso lui a paiarlo. Sì, per piacere, io già sui miei giauride, non sta mettiti anche tu. Ma manco sbassa lavoro, scugni tu siga. Scugni, sì, scugni, altro che sa scugni. Avril, bello Maria, avril. Avril, sì, il mese di ottobre. Mezzo il caffè, va. Sì, il caffè è già su. Tanto arriva Avril. È stato trasmesso che vuoi anche mo. E intanto c'è dice al paron di chiase. Rispetta l'udienza, E se l'udienza va male? Maria non va male. Non va male. Non può la male. Tu va da Urdi Ciccardelli, che l'ha capito, che pia slugna il brut e pia il guadagne. Ma se tu pensi che io le di avore poi dai besa Ciccardelli, tu ti sbagli sti grossi, io non ti do più €1, Sergio. Oh, se ti dite che tai torni, no? Come perché lei un via, Come per cercare un viaggio, dopo per cercare estate, tutto ha sempre una scuse pronte. Ma quando cresci tu, io mi domandi, tu sei spia a Roma, chi a fa la biele vite, a Cinecittà, a Fastanme, tu sei tornata a casa e in Friuli, anzi, a casa me. Io bisogna che voti via di che chiaro. Sì, va via. Bisogna che voti via. Tu stiampe sempre tu stiampe. Sempre, se tu non tu dai la colpa a qualcuno, tu sei scontente. Tu hai staccato di picciole, tu hai staccato. Stasca le mie ore. Perché pensi tu che non seppi, che tu facevi la spia nel stripari. Non davo ti a passavonde di scuffios per colpa tua. Sì, però quando ti è comodato, vieni a Cirilli, c'è che tu sei strivate. Perché volevi viodi se non tu mi volevi schi quando sei tornato di Roma, se non ti ha convenuto anche a te. Oh, Nenì, io che sanno l'ere per me, tu come tu eri sta sotto i punti, forse tutta lo sei di teatro. Ma tu l'ha detto che i biscotti che non sanno di noi, Prova la fa spese che ho YouTube, di sa Sandial. Sì, se no, tu hai sempre voluto farla prima dalla classe. Alla che ti ha fregato. Ma das, non sta neanche fatti sentire. Dillo a Cesare. C'è tu dite? Sì, lo hai detto dillo a Cesare. Lo hai detto che altri dicono, Alle tornate a Nassi. Cioè, pensi che se ti facci stati donne, Ma io c'è ti ho fatti male a ti, Io a ti c'è ti ho fatti male, parcetto di tira fuori tutto il veleno a ti, Maria, mi stai sempre addosso, e dai, sbotto pure io, pare sto a fa cazzo. Pare. Vuoi tu il caffè?
Sì, vuoi bel caffè? Dal Magli. Appena. Can fossune compagne di teatre. Dice. Di chiadrei, Sergio. Dice. Assim, in doi, tu ne chiase con 3 chiadrei, se non de une compagne di teatre. Avevi ben l'angoscia io di che chiadrei, sa chi? Li si andrei. Sì. Boh. Io c'è fretta, le chi? Dimmelo a me. Come di già fa sul vespo, mi vedi i brindisi come a pensarlo. Però anche tu, siare barcon sa manco, no? I barconi. Un ambì. A manco che. Sì, ma non le adore come parlare ora. Maria, come audi ditilo, se lì tu rivis dismi non si in ritardo, tu vas a finire in ombre, lì al va ben da sta, no come? Signor benedetto frega. Sento una roba, Sergio. Sì. Ma tu, dimmi la verità, sei felice? Ammazza come t'ha preso brutto, Maria. E perché vorresti di chiapparmi biele, Sergio? Sergio? Senti une robe, io pensavi, no? Sì. Perché un didi che schio e te hanno lì all'Ikea? Sì, ti parte. Oddio, Dio, c'è mal la schiena, c'è stile grande alla gambe. A ben la ploe, ma sinta ben la ploe. Pronto? Ciao tesoro. Ma come vorresti dire la mamma? Ma con tutti i lavori scasson, proprio da quel chi? Alla tabaiati il chirurgo. Dimmi, certo che sono sola. No, non c'è nessuno. Deve essere stata un'interferenza, sì. Dimmi, tu cosa fai? Come dici? Ma dai. Dimmi bene cosa vuoi, ripetilo. Vuoi che mi frusto? Certo che ho la frusta. Aspetta un momento che cerco. Eccola qua, l'ho trovata. Sì. Ah, sì, mi sto frustando. Ah, come mi piace. E chi si ferma? Dimmi, rossetto nero. Certo, anche le unghie nere, tutta nera, per te, gorillone mio. Fatevi la foto con il centurione. Take a picture with the centurion. Centurione Colosseo Park. Fatevi la foto con il centurione. Avec le photo con il centurion. Fatevi la foto. Ecco, dai, punta, quante buonasera, spunta, gira lo spaghetti, tira la sega, buonasera. Ecco, la femmina. Pronto? Sì, so io. Se mi chiami me, chi vuoi che sia, eh? Quante volte te devo dire che non voglio che mi chiami sul lavoro, eh? Sì, lavoro, perché non riscotti, eh? Vabbè, dai, sto mese, perché t'ho detto che ritardavo, no? Ma pare che, ecco, sì, va bene, eh? Sì, appena mi arrivano te li mando, sì. Vabbè, se no fanno a settimana. A settimana bianca? Oh, non ho mai fatta la settimana bianca io, eh? Ma pare che... die come sta, com'è la situazione? Vostro padre non c'ha una lira, manco per piagne, eh? No, nessuna novità. Ad aprile c'è l'udienza,
Sì, ma quale briciole? Ma non mi accontento manco per niente. Patri, sì. Ma quali 30.000 euro? Mi devono dare tutto, Patrizia, devono darmi tutto quello che mi spetta. Sì, vabbè, appena mi arrivano, ti manno. Vabbè, d'accordo, sì. Salutami Brucche e Francesco, Tottino mio, sì. Sì, ciao, sì. Ma vaffanculo te a settimana bianca. Fatevi la foto con Centurione Colosseo Park. Fatevi la foto, dai, vieni su a farci le fotografie. Dai, non vedo di fare le fotografie con Centurione. Uncal vieni su a fare la fotografia. Già vuoi una giornata di merda. Dai, su, per piacere, vieni su. Noi, pedoi, fini so. Vabbè, dai. Fatevi la foto con Centurione. Take a picture with the Centurion. Centurione Colosseo Park. Un ricordo per tutta la vita. Maria, non è che tu sei da ora in tramasse te parli? Sei stato di sì, dai, sono stati stupidaggini. Sì, ma dall'altro ti ho la cassetta, dai cinese. Ma no, ma la prestate Fiorella, gli hai domandato per chiappare qualche spunto, no? Per chiappare confidenza. Ancora, sì, per farli differenti. Sì, boh, sarà. Sì, ma tu piuttosto, va a Tor con l'elmo lì? Ma non mi hanno rubato il casco dalla Vespa. Che fiale di fiara, manco mi tignerà anche il puri, no? Dio c'è glaciato che hai capato. Oh, signore. Allora, a tu freddo? Sì, c'ho le mille curie tutte, va per piacere. Sì, ma subito. Sì, ecco, pronte. Ecco, ecco, mi manchiava. Ah, tu devi avere il casco? Sì, andiamo il casco, bravo. No, il cavallo no. Oh, signor benedetto. C'è freddo. Troppo guadagnato, Ma das, 40 euro, 8 ore di lavoro. Vabbè che lei un viaggio. Sì, Sergio, ti visiti tu dalla Sciore Palladini? La femmina dal dentista? Sì. A lei ti ha dato vuoi per caso? Ah, pensavi che fosse morta. Ah, no, ma ci dici tu. A lei ti ha dato
E mi ha detto che vanno in crociere. Ah, beh, a slow? Sì. E intanto che sono via, adesso voglio fare da un'età adulta a studi. Pensa, mi ha domandato se tu facessi anche molto pittore. Maria, allora, Ma non è una sblanca adulta. Maria, non puoi farlo come Audi spiegata, Oh, ma io che il dottor Pischiuta. E il dottor Pischiuta, se sai, era il dottor Pischiuta, Perché mi sa che la laurea se l'è comprata, Sì, ma Sergio, mettiti a fare il pittore, no? Ma con un viaggio, quando all'epoca giro di turisti, dopo, quando torni la via del stagione, tu torni a fare il centurione all'Aquila con lo Leopardo. Sì, ma ti sento dismenteata che ho due col boost, Sì, Pischiuta. E dopo, ce l'hai dite chi il primario dal CPO, A rischio invalidità, Permanente. c'è quelli al D permanente, per sempre. sempre. Si sconsigliano lavori impegnativi dal punto di vista fisico. Quindi io vorrei sta a riposo, e tu vas a domandare a Pischiuta, che sicuro la laurea la comprate, che in che volta che mi ha dato i gotti spaliorelis, quasi quasi mi sbusa il timpano. Crota, ricotti spastomi. Eh sì, ma me li ha dati lui, E dopo, ti sento dismenteata, che Giovanni mi ha fatto la corasse casa me il boost, E ti sento dismenteata. No, mi visi. E anche dal vestito, troncato la spaiata. Esatto. Visi tu. Ecco, che lì, non tu ti visi strocchi e da a zanzara, sì. E là, che lì, è come ve una licenza, e con una licenza non è che tu puoi disfare ciò che tu hai svolte, Viene licenze. E tu per fare di chiattò. Che se tu stavi sapore col papà, come tu eri biele sistemato. Ah sì, eri proprio te biele sistemato, Tu, sì. Sergio, tu eri spartato per il lavoro, tu eri slimans d'oro. Maria, per piacere, sono stato in pins tutto il dì, no? Ho la schiena e la gamba che mi fanno in male. Non è possibile ogni dì che solte chi, Sergio, no? tu viodi tu come Cassinchi, In doi, chi io divorziato e tu separato non rivin alla fine del mese. E se vite che chi? Maria, ma ti vedi tu, Mi è là de mal, Maria, ma ti vedi tu c'è lavoro che avevi, troppo che occhi a pari, E tu vedi a dirmi dal pittore, no, Maria. Come ogni 2 o 3 dischi che solfe chi? Fa sale, chiolare. Fatti dare le pastigliute dal dottor Pischiuta, così ti passa. Come voglio la di Pischiuta? Sì. Ma Sergio, io non gliela faccio più, Lei come no, a son bene sistemato, io e te non vi neanche versamento per la pensione. Tutto in mese, con che ansia, con che angoscia di non fare. Non faiale, però, Sì, chiave chi? Grazie, non convinci mai, E mo chi scassa? Pronto, tesoro? Sergio, alle lavocacci cardelli per te. Signor benedetto, tu fai sto una casina, tu fai. Pronto? Avvocato, che c'è sono novità? No. Se ho detto che glieli mando, no? Mo perché ho un attimo di difficoltà. Sì, sì, vabbè, sì, glieli mando. Ma senta un po', gliel'ha mandata l'ingiunzione a quei figli di buona donna? Anzi, de mignotta? E perché, avvocato? Come li vuole chiamare? Avvocato, ho capito che sono americani. Ho capito che tocca aspettare. Avvocato, so 3 anni che aspetto, E mo basta, sì. Ma senta un po', ma lei scorda, che io dormo col busto, E messo pure aggravato. Avvocato, parliamoci chiaro. A Cherubini gli hanno dato 300.000 euro perché è cascata da motocicletta, no? E con quello che mi è successo a me è pure poco un testone, avvocato, Vabbè, ma vediamo le strigne, E poi, scusi, ma lei si è visto il DVD? Ah no, ancora no. Avvocato, gli ricordo un'altra cosa, Si è scordata che ho la placca di titanio a gamba, 8-16 viti
dentro la gamba e so 3 anni che dormo col busto. 18. E so 18 anni che dormo. Ma che cazzo dici? 18 viti, Ah, 18 viti. Vabbè, sì. Avvocato, l'ha messo su a DVD. Ecco, bravo. Allora, quando c'è l'azione mia, no? Quando si apre il portellone, no quello che salta di lato, no, l'altro, quello che scivola, casca, sì, e gli esce solo a mano e sta per affogare. Avvocato, più prova documentale di quella, l'hanno messa pure dentro al film, Che vuole fare? A Los Angeles. A fa che? E chi paga? Avvocato, non c'ho manco i soldi per piangere e mo' gli pago il biglietto per andare a Los Angeles. A transare. A fa che? Vabbè, avvocato, vediamo le strigne perché io qua me aggravo ogni giorno. Io meno di 700.000 non scendo, Sì, vabbè, dai, domani glieli mando. Domani gli faccio il bonifico, sì, vabbè. Arrivederci, avvocato, arrivederci. Ma vaffanculo, Ciccardelli. Quasi vado a Los Angeles. Quasi vado a provare una trattativa, una transazione. C'è vuoi a te una transazione? Non lo sai, Sergio. Boh, beh, insomma, voglio provare a transare. Per Al me- tabà e Ciociaro, all'aldilà transare a Los Angeles. Per me, chiappiu. Marie, non mi contenti di $30.000, ma se tu trovi che sono $30.000 sul cambio, sì e no, 20.000 euro. Sergio, Eh. ma è la Paramount. Sì, va bene. Ah, tu capisci? Che lì minimo varan per i mesi un caio di film. E tu vas là con Ciccardelli, cal tartae anche. Che lì non fa spiardi anche che i 4, crodimi a me. Maria, andidami tu, c'è che mi spette, Ma ti visi tu, c'è coercio, Stavo su sta mano, fra i primi 5 stunden de Cinecittà. E come chiave, a fare il centurione al Colosseo Park, andidami, a costo di rovinaio, L'ora che il sacramento di Spielberg doveva salvare il soldato Ryan, sto figlio di buona donna. No, Sergio, che se stava affogando. Maria, andidami fino all'ultimo franco, a costo di là peccios. Sergio, non è che non sbagli proprietà. Sì, Viotchi trospaguros che ho accettato che non arrivi a Viodi. A sono medusi, E allora? non ti fanno noi. Ecco. Sint, non è che tu salti in bande? Sapevi anche in bande fare spagliare alla fine, non ti pari, Perché c'è ti conventi? Patrizia mi dice che i frus avresti in voglia di là a fare la settimana blanche. C'è? Patrizia dite che i frus hanno di là a fare la settimana blanche con la scuola, no? E manchi in nome loro per pagare la quota. Certo, Patrizia, C'è pretesi. Non vi ho come cassin ridossa chi, Ma non gliela udite. Questa è la settimana blanche, Ma non gliela udite. sì. Però anche che i frus Io ti ho detto no? cercato di fare, Sergio. Io te l'hai detto. Vabbè, sai per non rinfreschiare. Quasi, quando finisci il turno. Comunque che finisci il turno. Io che là, si è vodiscia, sono a chiesa, non tu arrivi a fare tutto. Va bene. Sì, ma parcene, tu fatto sofficini un'altra volta. Sì, Sergio. Ecco, anche mo. Io o la cucini o lavori. Io questo state tutto il dia al telefono perché a Fiorella gli hanno ricoverato il frutto al burlo. Sì. E così scugnò tapone al suo turno. Usgnota 3, a torni a attaccare col me turno. Anche il signore. Sì, ma ti tapon spagliorelli, sono su comodi. Sì, va bene. Bon, dai, metti sui sofficini, vai intanto. Ah, come ti vuoi di vei? Beh, stanno le altre. Vabbè. Pronto? Zanzasso, Sergio. Ci avrei un problemino.
Io chiamare Milan. Mamma non c'è. Chi ti ha aperto? Come stare porta a aprire? Che il deficiente portiere fa entrante in sida. Vedi di andartene, non c'è sta nessuno qua. Io Milan. Trovare Sergio? Non c'è nessun sedio, vattene, chiamo la polizia. No, polizia, prego, vede carta sotto porta. Carta sotto. Oh, te ne vuoi andare? Vattene, chiamo la polizia, ti ho detto. No, polizia, prego, vede carta, Vattene, smettila, vai, che chiamo. Oh, ma certo che tu segui! Ma lo Non si sai. può polsare che chiaro. Ma è un singer, lì sta la porta, caldisci. Sedio, carta sotto porta, non capisci. Allora, sei un Singer. sul serio, sì, per me sì. Maria, ma che chi era che l'ha mandato Zanzara? Va di là, tu fai cosa così. Ah, Masco! Oh! Vieni qua, sono io Sergio. Sergio Mangiolini. Sergio. Sì, dai, vieni su. Pronto? Vai, Namu, sì, ti accompagno, dai. Ecco. Aspettami qua che mo arrivo, E tu come ti chiami? Oh, ma che bello! Sì, e dove sei? Sul letto? E cosa fai sul letto? Oh, ma che sporcaccione! Sì, certo, io sono sotto la doccia. Mi sto insaponando tutta. Sì, perché non vieni anche tu? Così ci saponiamo in due. Ma ti hanno cambiato turno, le ore. Tu insaponi me, io insapono te. E così ci insaponiamo tutti e due. Senti un po', ma sei rumeno? No rumeno, no. Bielorussia, Minsk. No, zingaro. No, no zingaro. Bielorussia, no zingaro. Minsk. Tu, Sergio? Ma che sporcaccione, che sei. Non c'è fa caso a mia sorella, sta a lavorare, non guardarla, guarda me. Ecco, bravo. Ma t'ha mandato Zanzara? Zanzara. A me chessimo Zanzara, becchessimo. Oh, ma come parli? Sì, così. Sì, così. Oh. Sì. Maria, fa piacere. Ma come ti chiami? Milan. Milan. Io Milan. T'ho detto come ti chiami, non la squadra che fai il tifo. Milan. Mio nome è Milan. Sì. Milan. Sì, che me la sto spalmando, sì, no, certo. Maria, va di là, spalmatile. Dai, che ti ho vinto a lavorare, fa piacere. Com'è Zanzara? Zanzara, ma come parli? Oh, ma da dove vieni? Io piccolo paese, Gromb, vicino Minsk, vicino Vino. Bielorussia. Ma che fai? Io ingegnere. Ingegnere. Ma ingegnere, ma come parli? Oh, Ma io, Minsk, io Bielorussia. sì. Mandato me Zanzara. Ma io, ingegnere, casa, ponte, grande ponte. Ah, ma per davvero sei ingegnere? Vero? Vero falso? Oh, che mi stai a piare per culo? Fa culo, no culo. Ma scusa, ma se sei ingegnere, che sei venuto a fare qua? Problema rublo. Eh, Io ingegnere, lavorare ogni mese e vincere 600.000 rublo. vincere. Da, vincere. Io lavoro ingegnere ogni mese e vincere 600.000 Oh, rublo. stipendio, no vincere, 600.000 rublo al mese. Cazzo, bel stipendio, che non so io. Ma no, fanculo, quello è Oh. stipendio. Sai quanto essere 600.000 rublo? $270. Pequeño, come fare io? Pochissimo. Allora io ho pensato venire in Italia. Sì, vabbè, ma ti hanno spiegato che devi fare? Certo, io non ho paura a lavorare. Coliseo Bank. Bellissimo, è bellissima anche Acqualeia. Acqualaia. Certo. Aspettami un attimo qua perché mi sa che era Zanzara. È Zanzara, amichissimo Zanzara. Pronto? Sì, Zanzara, so Sergio. Senti un po', ma si può sapere chi mi ha mandato?
Sì, ma questo dice che è ingegnere. Ho capito che c'ha bisogno di lavorare, ma a me mi pare pure matto. Comunque, ma sei sicuro? Ma t'ha capito che lavoro deve fare, Ho capito, ma sempre ingegnere. Vabbè, sì. Vabbè, Zanzà, se vedemo domani. Zanzara mi chiesero Sì. $270 mese. Pechegno, te prego. Sì, vabbè, mettete a sede. È qui? Sì, mettete a sede. A sedere? Sì. Allora, qua, una volta, tanto tempo fa, c'erano gli antichi romani. Ah, gladiatori! Gladiatori! Io ho visto film Gladiatori 7 volte. 7 volte ho visto film Gladiatori. Bellissimo, fortissimo. Ammazzare tigri, leoni, come Montalbano. Montalbano, ancora a Montalbano sta. Certo. Oh, ma Montalbano è chiuso, finito, morto. No, morto! Come morto? Non ho visto io morire. Come morto? Oh, vai. No, morto. Morto è finita la serie, chiusa, finita. Finito serie. Finito serie. Non morto. Non morto. Non morto. Non morto. Vabbè, mettete a sede. Allora, come ti dicevo, una volta qua ci stavano gli antichi romani. Certo. Tu fuori dal Colosseo Park, no? Qua centurioni, no gladiatori. No, gladiatori. Lo vedi il vestito? Quello vestito da centurione. Sì, no tigri, no leoni, al massimo due lucertole. Due lucertole. Sì, due lucertole, Oh, state zitto, non mi devi interrompere, vabbè? Non interrompo. Ecco, allora, te metti là, fuori dal Colosseo, con la spada, che a essere precisi è a daga. Adaga. A daga. Adaga. Daga, basta. Daga basta. Allora, te metti là, no? Te metti in posa e chiami i turisti, no? Austriaci, friulani, spagnoli. Quelli venire e clicche e sgansiano. Sgaziano. Sei mica scemo però, Allora, te metti in posa. Certo. Te metti là e fai, ascolta un po'. Fatevi la foto col centurione. Foto centurione Colosseo Park. E quelli sgansiano, Sì, Oh, sì, ma gli occhiali via. Certo, che li via. Sì, no, perché il centurione senza gli occhiali, lo capisci anche te che... Ma ce vedi senza? Certo. Vieni qua. Adesso prova te. Questa è la daga. A daga. Gamba avanti. Sì. A mano dietro. Bravo. Dai, prova. Foto centurione, vieni a fare foto centurione. Coliseo Park, 100 centurione. Non sento niente. Oh, ma che Scusi, bella signora, scusi. Sì, bella signora, vabbè. Ma che te strilli? Oh. Scusi. Che t'arrestano. Oh, Allora, non c'è tanto da fare, Te metti in posa, no? Clicche, ok? ok. Bene, allora, quando tu finire, no? Portare qua euro a casa mia, Certo. no? E se non cesso io dai a mia sorella. Ah, bella signora. Sì, vabbè, bella signora. E mi raccomando, non fa la cresta. Cosa essere? Cresta. Non rubare euro. Perché se tu rubare euro, io te cionco e mani, Allora, Sergio, da amico, dividere con te, no? Vero? È vero, sì. 70% me lo tengo io e il 30% lo tieni te. Bene. Ecco, bravo. Allora, come ti ho detto, non c'è tanto da fare. Tu lavorare 6-7 giorni, perché io adesso devo andare a fare un altro lavoro, devo andare a fare
pittore. Pittore, buonissimo, buonissimo pittore. Anche Milan, pittore, buonissimo. Professionale, scuola arte Benz. Ah, bravo. Senti un po', ma come ci sei arrivato qua? 2 giorni correre, grande camione pieno porco. Ah, ma senti un po', ma un documento ce l'hai o non ce l'hai? Certo, Ah, il passaporto. certo, passaporto Bielorussia. Ah. Milan Stravinsky. Ma non era lo stopper della Dinamo? No, sto per Stravinsky era grande musico, bravissimo, ma tu Musico. conosci le musiche Stravinsky? No, venditi. Vendete? Ma che vendete? Venditi! Ah, vendete. Non hai mai sentito? Mai sentito vendete? No? Grazie Roma, che ci fai vivere abbracciati ancora. La conosci? Non sentito. Però se Sergio piace, Sì. Milan cantare. Tu insegnare a Milan cantare per Sergio. Grazie Roma! Ah sì, grazie Roma, vabbè. Senti un po', allora, te domani mattina a 6:15 ti fai trovare qua sotto, io arrivo col Vespone, te carico e andiamo al Colosseo a lavorare, vabbè? Capisci? Io Capisci? quando siete qua Milan pronto per lavoro. Ho capito. Sì, tutta bagnata. Bagnata bella signora, Milan va a asciugare. Ma bella che signora. asciugare? Oh, vieni qua! Battuta media, capovoca. Battuta media! Oh Dio, c'è mal la schiena e la gambe, signor benedetto. Sapevi io che non avevi di là fa il pittore. Oh Dio. Marie! Marie, allora? Oh, Cese! Ah, tu sei. Guardami le macchinute di pressione per piacere. Che hai avuto un giramento e a momento colidessiale. Oh, signor benedetto. Maria, allora? Guardi tu la macchinutta. Ti avevi detto che non potevi farlo. Io non puoi spalpito. Quasi ho colato. Oh, signor, c'è male. Oh, Dio. Oh, signor benedetto. Oh, c'è male. Ma c'è altro? Si può sapere che tu hai? Noia no hai, noia. Buon, va bene, ciao dite. Sì. Allora? Troppi sal? Pete. Troppo? 95, 150. Oh signor! Sapevi io? Siccome avevi c'ho tanti alla pastiglia, La pastiglia così che ogni dì. No, come qualche ti va bene a te. Buon, va bene, ciao dite. Ma si vuoi sapere che tu hai? Sì. Cai. Sciarà la chat, vai bene? Come si era allacciato? Sciarà, chiuso, finito, tutto. È arrivata la finanza sequestrata.
Beh no, ma proprio te la avevi non diceva. Proprio te la me. Tu sarai scontento. Tu eri sempre che tu ti lamentavi che stavi al telefono. Sì, che stavi al telefono. Come stavi tu al telefono? Sì, ecco, sì, ma che l'altro problemi fatti arrivare? Non si è veduto. Come non si è veduto? Ma io non sai, ci mucca ti ho fatta fidati. Io mi domandi come che tu ti facci sta fidati un... Oh signor benedetto. Lei se ne passa qua. Non sai la caletta se quarto, non sai la caletta. Tu lo barata in te conta la giacchetta e la di là, in chiamare. Nuovo Ettore. Ma da va tu? Dai carabinieri, lo denunci, Lo denunci per furto, tu vedrai che io lo faccio arrestare, tu vedrai, sul chiappo in Pesorelli, tu vedrai, io, anzi, dopo anche che chi. Oh, ma da va, tu che ti arresti? Intanto voi dai carabinieri. Oh, ma che ti dice il cervello? Scusa Sergio, me non tardi. Oh, ma che pensi di fare? Come te pare? No, scusa. Ma perché non ti sei cambiato? Vergogna, cambia strada. Ma non hai piato la cosa. Ma scusa, come ci sei arrivato? È arrivato a piedi. Hai fatto a piedi da Aquileia a Cervignano? Ma ha camminato molto, ma non lontano. Ah, no, lontano. No. Lontano. Ma ti ho spiegato bene, Te pii in piazza d'Aquileia a Corriera, scendi in piazza Cervignano, è tanto comodo. Ma certo, capisco, ma io vergogna salire centurione sul bus, non E vergogna. allora che hai fatto? Ha fatto a piedi. A piedi! Certo. Perché a piedi da Aquileia a Cervignano non te sei vergognato? Un tic, Ah, ecco. Va bene. però non più tardi. Bravo, non fallo più, No, certo. Quanto hai fatto? Adesso dare soldi, me. Stare. Ah, Molte grazie. molte grazie. I fiori, bella signora. Fiori, bella signora. Per me? Certo, mi l'hanno visto fiori in campo e preso per bella signora. Oh, ma come hai fatto? Perché? 110 euro? Troppo? 110 euro? Non ce ne stanno tu io faccio sto. Maria, allora, per piacere. E molti austriaci, tutti foto venivano da Milano. Sì. Vabbè, ma... Allora? Certo. Sì. Che cazzo non mi ricordo. Quindi siamo andati a Centurione, visto e preso autobus, andato lì, fatto foto solo per Centurione. Ah, è bravo. Oh, Tu ma lavorare? certo. Sono andato a far pittore. Oh, Dio. Se Sergio vuole il Milan, aiuta. Ah, sì? Certo, aiutami. Milan è capace di fare cose, Milan è capace di fare tante cose, molto benissimo. E lavora sempre. Milan bisogna lavorare, Milan forte come toro. Ah, sì? Certo. È bravo. Ma adesso vatti a cambiare per piacere. Certo, vado a cambiare, certo. Ma no qui! Vatti a cambiare in bagno, no? Dai! E Milan bisogna lavorare, Milan forte come toro. Sì, vabbè. Certo. Ma sì, che lì io vado a tutti i sentimenti. A me mi sa me, ma a ti chiare con due voi, ma disca l'ingegnere, che sei vero, per me non capisco un boro. Beh, Sergio, dai un po' di te. Le due discale arrivate in Italia. Alle già brava a tabaià come cantabai. Ma le foto di te io in Bielorussia dopo 2 dischi. Ho cercato i conti, sa che là. Sergio! perché sei contento? Sergio! Carico Rotto! rotto. Tutto rotto! Pala, anda su e giù, tutto rotto! Anda su e giù, ma tu lo Pala, capisci? piccola pala! La palla. Palla, di spalla. Pala, tu non capisci, pala! Oh, ma ando sta È palla? dentro carico, tutto anda su e giù! Il galleggiante. Ah, benissimo signore galleggiante, Galleggiante. galleggiante tutto rotto! E allora? Sergio compra galleggiante in Milano. Ah, vabbè. Mi
Milan, Certo. ma lo sai fa o stagnaro? Cos'è? Sei stagnaro? Sì, buonanotte, o stagnaro. E mo che te lo spiega. Te lo spiego io, Bravo. Milan. Certo, Spiega cara tu. signora. Tu hai presente i tubi? I tubi dove passa l'acqua. Acqua. Tubi. No. Le tazze del cesso. Ecco. Ah, tasse cesso, benissimo, me ne aggiustare tutte tasse cesso, bene, non problema, non problema. Bravo Milan, bravo, Certo, vatti a certo. cambiare. Certo. No, oh, aspetta qua. Ma senti un po'. Ma o sai farli in bianchino? Cosa essere bianchino? No, bianchino, in bianchino. Pittore, dipingere muro bianco. Certo. Pittore, muro bianco. Ma Milan molto professionale. Fare muro, bravo. come ovo. Come ovo. Ovo. Come dite? Ve lo dite ovo? Ovo, Cesaro. Liscio. Liscio. Liscio come ovo. Bravo Mila. Certo. Vieni qua che te faccio una proposta. Certo. Maria, bacio gli aldi bevi, non sti favio che si impedoi proprio te combina, no? O fring alc, no? Ecco. Oh, devi guardare me, non lei. Certo. Allora, se tu volevi, quando finire turno Centurione al Colosseo, venire in studio da me, venire in studio da me e dipingere il muro come ovo e guadagnare euro. Guadagnare, ma Sì. certo, Milan non ho paura a lavorare, Milan lavorare tutta notte solo per Sergio, sempre per Sergio. Anche adesso, amo andare a lavorare. E fermate, sono le 10:30 di sera, sono Certo. distrutto, dai. No, fammi un brindisi, E domani muro come ovo. e domani muro come Muro ovo. come sì. ovo. Buono. Posso andare adesso? Sì, vatti a cambiare. Grazie, spasibo. Grazie. Ah, grazie, prego. Spasibo. Spasiba. Oh! Oh, sa fa tutto, Sono come i bestie, che sempre a ti abbassa a lavorare. Una roba impressionante. A proposito, tu come ci hai fatto? Cui lo sa. Beh no. Poi mi ha telefonato Fiorella, mi ha detto che dal condominio di fronte di Chiesa Soila devi una filippina che faceva gli stiali. Io quasi domani voglio a tabagliare con l'amministratore, vediamo se si può fare. Tu capirai ste svolte, una trombe dalle schiavi. No, sono due trombi, Sergio. Tromba! Milan suona banda tromba. Milan bravissimo a suonare tromba. Pa. Mira! E ma hai rotto il cazzo, pure la tromba! Oh, ma che t'ha detto il cervello, Ok, scusa. Che scusa cosa? A dormire per scale come un barbone. Milan Che non- se te vede l'amministratore, siamo pure morosi, siamo. Milan non sapere dove dormire, Milan molto freddo, non avere casa. Ho capito io, ma m'ha buttato per scale. Che fanno così i barboni in Bielorussia? E sì che sei ingegnere. Ma che succede? Farci busini, tu che ti senti in fila di frutta. Ma non l'eri a dormire pallistiali come un barbone che se lo becca l'amministratore. Oddio, Maria. Oddio, Sergio! Maria. Sergio! Cosa là, succede? là.
Maria, mi gira il chiaro. Anina agitati, sta quietto. Ma Oddio, tu oddio, sai che oddio, sono oddio. agitati, no? Oddio, No, oddio. sì, Maria, c'ho la macchinutta. Sì, mo la c'ho, sì. Sì. Oh, signor benedetto. Scusa Sergio, ma Milan è arrivato 2 giorni. Milan non sapere dove dormire, non avere casa. Ma che me frega a me, ma va a dormire in albergo. Ma no, albergo molti euro, Milan senza soldi, come fare? Ma che me frega a me, ma va a dormire sotto un ponte. Non sei forte come Toro. Va con gli amici tuoi. Sergio, sta buono, per piacere, sta buono. Tassaci tu, Maria. Non sta agitati, tu vi odi siamo caeto, Scusa no? Sergio, Scusa un par de valle, state zitto. Dai zitto che non si innuie, dai, stai buono, su. Oh, Dio santo. Buttato sotto un ponte come un barbone. Ma fanno così i barboni in Bielorussia. Qua stiamo a Cervignano, non è a Steppa. Troppo, Insomma, Maria. 130 e 170. Oddio, sapevi io c'è che mi tocca il chiaffo. Dai, sta quieta. Come mi partisse un embolo e via io. Oddio, Dio santo. scusa Oh, Sergio, signor. scusa Sergio. Scusa un par de palle. Senti un po', Maria, però, anche tu, no? Ecco, sì, anche tu, no? Con che sofficini, no? Tu poco scrodi, il colesterolo sarà a 2000, boh. Oh, signor benedetto. Scusa Sergio. Ma vattene, permette poi andare pure a buttare dalla finestra, va bene? Dammi qua, Ce vado io al Colosseo, Ma, Buttato Sergio, per scale come un E dalla barbone. Paladini qui vai. Te prego. Oddio, dalla palla. E la Rai qua che è finito il turno, 130, 170, te lo butto che mi resta. Ma dai Sergio, ci abbiamo fatto a Fadù, dai, su. Dai, scugni, Padone. Te prego Sergio. Milan lavorare sempre per Sergio. Sergio padrone Milan, sempre. Te prego. Te devi ringraziare il cielo che io ho preso un impegno. Non t'azzarda più, Grazie bella signora. Namo, che se no famo pure tardi. Domani Milan, 6 turrione per Sergio. E poi muro lisio come ovo. Oh, voglio vedere sto ovo. Oh. Oh, ce la vade! Oddio, ce la vade! Ave Dio! Cade! Dori, sol la flore! Oddio! Oh. Tu pensi all'aia ormai, no? Mi capisci ben meglio?
No, ho trovato a vonde, anche se posso un po'. Sapporsi un po'. Mi pare che ormai tu hai schiappato il ritmo, no? C'è. C'è. Ah, manco che cristiana, tu manda via anche ueco, che ti calè in bicicletta al Colosseo Park. No, le là dalla Paladini, vindi finì. No, tu dite che torni in domanda alla crociere. Vindi finì, tu col pensiero tu dasne mano. Ma piuttosto tu là di sa le bon, sa fas bene, di non fanno fa brutte figure quando torni, a lo sai fa. Sa fa. Maria, ha fatto un capolavoro. Sa messo tu veneziano, Maria. Io non sai c'è quelli scani in Bielorussia. Però, t'attente. Era la tavola che clopave 10 minuti da sistemare. Erano persiane che non lave nessuno né io. Mi sono girato, torni lì di lui, une ghigliottine perfette per fare i dispieti ai tagliare la volgibile. Noi fatti in tempo a girarmi lo aveva sistemato anche quello. Non le nuove di fa. I comunisti bisogna lasciare sta soli quelli. Mi pare che sì. Va tu. No, va tu. Scugni fa tutti gli occhi, Ciao Se! Ciao. Ciao un par di palle, ma che pensi di fare come te pare? Scusa. Non ti avevo detto da andare a Paladini. Sì, certo, ho dato Paladini finito e poi ho dato al Colosseo. Ah, è bravo. Dai, bravo. Certo. Senti. E la bicicletta quando l'hai presa? E mi ha venduto a Zanzara. Ah, Zanzara, sì. sì. Bicicletta Zanzara. Oh, andò la porti? Posso mettere qua se no mi fregano. Ormai? Senti un po', ma... E i soldi del... Eccoci. Ah, ecco. Ma come? In bicicletta con questo tempo? Ma noi avevo dite, Però lui ha finita dalla Paladini e l'è data al Colosseo. Non volere bagnare qua. No, ma non bagnare, io pioggiare tutto, no. Dai, vieni qua, vieni Nina. Sediti qua che prendo un asciugamano. Aspetta. Spassiba, Io per grazie. fame come un qui. Oh, ma come hai fatto? Pochi turisti e tanti setturioni. 70 euro. Freddo, molto freddo. Come l'hai fatto? 70 euro. Poco, ti hai detto Mina. Lui neanche a Pasqua li fa quei soldi, dai. Maria, non serve specificare ogni volta, Andare via, non Mina. disturbare, no? Maria, va a fare una camomille per piacere. Sì, aspetta Mina, una camomilla che ti riscalda. Grazie, Sai, aspetta. Spassiba, grazie. Spassiba, sì. Senti un po', ma a quanto t'ha messa la bicicletta? 40 euro. Sto figlio di una mignotta, l'avrà rimediata dentro al cassonetto. Freddo, molto freddo. Te credo, Freddo, che sei tutto bagnato, Certo, sì, ma certo. non voglio sporcare, non voglio... Ma no, ma vatta a cambiare, dai. Ma potete... Sì, vatta a cambiare, dai. Prego, grazie. Spassiba. Sì, passiva. Sergio, sì, tu ne robe. Sì. Pensavi come? Tu non vai a dormire come che il cristiano quando torna la Palladini? Ieri da ora a pensare proprio a quello. E se lo quindi? sistemi sul divano, un cosino bisogna piarlo, A chi? Dici? Sì, Può darsi mettilo chi sì. sì, però il paia la fitta. Hai trovato di domandare? Ma Zanzara ha chiuso un garage all'Ikea, l'ha messo dentro i 12 brandis, no? 200 euro sa brande al mese. Pensa tutto lo sbesca al tire su, no? Chi di no? Un'estiase confortevole, sute, con laghe chialde, a manco 350 euro. E dove vai io? Beh, col lavoro che fa al Colosseo al Palafit e con i lavori che tiri fuori io in bande e si ottignerà per sé, no? No, se tu lo dici tu. Io voglio la camomilla. Sì, voglio la camomilla. Oddio! C'è cosa succeduto? Sergio corre, le signore! Oddio, cosa stai facendo? E piuttosto che fanno le pignise, no? Mamma, svegliate. Sergio, fate robe, vai in cucina e più la gente. Sì, Corri! la sei, Sì, va là. Balsami! Ma dai, ti fanno le pignise, no? Corri! Ecco,
Signore, è buono? Sì, chiama l'ambulanza. L'ambulanza, ma Maria, che tiene clandestino, c'è il pontino. Hai capito? Mettilo sul divano, dai. Dai, no, dai, dai, Mila. Dai, Mila. Aspetta. Dai, passu. Potevo chiamare la corasse. Dai. C'è Carter. Signor benedetto. Signor. Dai, mettete giù, dai, Mila. Dai, Isa. Isa. Gallina. Si somiglia al barafan. Gallina. Ma sta tanto in ruba, sotto violisti. Gallina. State buono. Sergio, bello, provi in cui perciò dia che frede, Non che c'è? tu sei vai una fiera. Tu vai di là, tu chiedi su e avanti, non vai in scuola che frede. Come? Ma vi ho tutta che mi tocchi. Nikita, boia. Io le bulli. Gallina. Babbo. Eccola. Sì. Allora, come sino? Boia. State buono. Sì, Buono. clame pischiutta, tu dici scappare. Pischiutta. Stai giù che te va sulla febbre. Clame pischiutta, dici che è Pischiutta? un'emergenza, dai. Ma su. che la Ronli Bali se tu lo clami anche di Dio c'è ora che è? Su, dai, clamilu, Signor dai. benedetto. Su. Nikita. Non vedo un cazzo. Sì, pronto? Dottor Pischiutta, Scusi, ho sbagliato numero. Mortaceo. Sì, pronto? Dottor Pischiutta, Sergio Mangiolini. Sì, ho capito l'ora, ma ho capito che sta cenando. Va bene, sì, però è un'emergenza, dottor Pischiutta. Che c'ho? C'ho la tosse. Tremo, tutto, sì. E poi deliro. Dico cose strane. E come lo so? Come fasi io sapevo? Ma te l'hai dite io, no? Io. Me l'ha detto mia sorella, sì. Parlo russo, dico Galina, Bojan, Nikita, Erbolai e c'ho la febbre a 39,5. Che devo fare? E pezze fredde, sì. Da 1000. 2000. Dottore, ma non è che c'è un'altra strada? No. Vabbè. Dottore, dopo la chiamo per sapere com'è. Ecco pure il vaffanculo. Affanculo. Allora, La dite che di provare con il pecciò spray, no? Se noi passa, i vindi metti una supposte di tachipirina di B. Se non baste, dos. Tocca Pierina. State anche buoni. io pensavo che ero venuto, anche io. E parcemicali com'è? E faceva reso di mettere io. E perciò di metterli sì. Si li metterà di beso, no? Si svolge, svealo. E allora lo svegli, Mila, no? su, Mila, dai, state buono. Babuscia. È sempre questa va sulla fiera. Oddio, non è vero. Ma dove vai? Sta qua, state buono. Mettete giù, sì, boia, stai buono che mote passa, mote sistema. Grazie. Su, dai, che non è più. Maria, non le io però, ha 65 anni. Babuscia. Mi succede una roba del genere. Mila, vieni qua. Gallina. Ma che gallina, andiamo? Dai. Andiamo? Dai. Mila. Mettete lì. E mo te diventi lo schiavo. Gallina. Lo schiavo mio. Centurione.
Ma porca miseria. Ma loro è svedese. Ma sai che chi è compagno di che lì? Perché che chi non va bene? Ciao, se. Ciao, ciao. Maledesse loro in svedese, ma se sono compagni, perché non vai bene? Serve una mano? No, non serve niente, faccio da solo. No, no. Però per Brucola, no, che stella, no. E se io voglio abitare col cacciavite a fa stella, come ma te vuoi. chiedo il permesso a te. Fa come vuoi. Certo, faccio come voglio, sì. Aia! Ma con male? No, no, no. Fatto niente. Oh, ma t'hanno pagato? Certo, pagato, certo. Adesso dare i soldi. Ecco qua. 8,50. 9,50, ma non erano 8,50. E certo, ma io ho aggiustato il giardino, ho potato alberi, poi è morto il cane. E allora? E seppellito il cane, lui ha dato 100 euro più o meno. Ah, bene, bene. Bravo, sei onesto, Milan. Certo. Allora, visto che sei così, no? 100 euro ti tieni tutti per te. È vero? Certo che è vero, Senti un po', ma che faccio? Te li deposito oppure li devi spedire? No, io aspettare arrivare a 4.500 e poi spedire. Magari se tu dare a me per favore 50 euro subito. Ma certo, aspetta un attimo. Ecco qua. 40. 50. Grazie. No, 50. Bene, grazie. Vabbè. Molto grazie. Ti stai a mettere da parte un bel gruzzoletto, E certo, a me aspettano i miei soldi, no? Sì. E allora io mandare soldi e loro contenti. Ah, bravo. Senti un po', guarda che ho trovato un altro lavoro. Sul serio? Sì, a grado. Buono! Un appartamento, 140 metri quadri, tutti da ristrutturare. Andiamo subito. Andiamo subito, aspetta un attimo, no? Con calma, farà 2 o 3 giorni, no? Oh, senti un po', ma è i soldi del Colosseo? Ah certo, anche quelli. Ecco, Certo. soldi così. Soldi Colosseo, sì. 40 euro, cominciamo a calare, Molti centurioni. eh? Però sai che ha fatto Vigesuar? Che ha fatto? Quello ha parlato con Beppo Bru, Sì? è andato a pigliare mignotta, a mignotta polacca, bionda, due voce, e invece di fargli fare mignotta, Sì? invece fa fare mignotta, gli dà 50 euro e lei fa popea. Popea. Certo, popea, vecchia mignotta romana. Ah, Popea! Sì. Certo, quella se tira, Vattene là, che quella cosa se... c'è? Cosa seggio? Sì. Quella tira giù, Sì, no? sì. Tu vedere i giapponesi come beh, arrivavano, spalancavano gli occhi. Sta per Ah, dire. per dire, sì, sì. Comunque quello ha fatto 150 nette, un pomeriggio. Hai capito, Allora a Luigi? me è venuta idea. Che idea? Dove stai? Oh. Benur. Benur. Conosci Benur? A voglia. Ho anche una foto che so in braccio con Charlo Onesto. Allora io ho pensato, sai che fanno turisti? Fanno giro, Sì, centro, costa molti euro, 100 euro. sì, Giro a col Butticella. Calesse, sì. Con Butticella. Vabbè. Allora noi fanno biga,
A biga. Certo, fanno biga. Piccolo giro biga, 30 euro, giro biga, più foto settoriale 35. Tu cosa pensi? Quanti giri al giorno? Oh, va 300 euro solo in casso. Però, 9.000 al mese. Anche mo così tu sei. Ciao Maria. Ciao Milan. Con che ti adresi? Neanche una non ti ho smontate. Maria, c'è par di balis che tu mi hai fatto con questi adressi. Ti li hai comprati, no? No, ti ho comprato gli spiatoli, sta plasè. Sì, io come non hai di piar di tempo, di travagliare di lavoro. Potevi comprarli già fatti, era mio. Perché stia costava in mancul, no? Sì, va bene Maria, come non hai di piar di travagliare con Milan di lavoro. Dai. Sì, ma Sergio, scusa, alle 3 disca, ti ho staccata a montare che chiedere. Sì. Non tu das fate une, io non sai, adesso in cale così faccio, c'è ueli, Ah sì? Allora, trova, fale tu. Oh, maleducato. Se vuole Sergio Milan aiuta. No, Sergio non vuole. Vabbè. Oh. Oh, ma e dopo? Con sta botticella che fa? Fammi giro e prendiamo. Sì. Vuole che... No! Telefono. Senti il telefono. Che telefono? Ecco! Sì. Telefono! Sì. Patrizia! Il telefono. Pronto? Ah Patrizia, sì, so io, se mi chiami me chi vuoi che sia, Ah Patrizia, ma con te è sempre un'emergenza, Ma che pensi, che fabbrico i soldi? Ho capito, ma sono mica in bancomat, Vabbè, cos'è sta emergenza adesso? Che vuole fare? Tottino mio? Ho capito, sì. Passami un po', che ci faccio due parole, sì. Ah, bello del papà. Senti un po', ma ha detto a mamma che vuoi andare a ballare? Ho capito io, vuoi andare a discoteca, vuole fare come tuo padre. Classica. Tottino mio, ma se vai a calcio, te sei stufato. Ah, bello del papà, ma se stai nei porcini da Roma, li vuoi lasciare? Vabbè, ah bello, domani prendo il primo treno e vengo giù, bisogna che se parliamo, Sì, aspettami che arrivo, Sì, ciao, un bacio, ciao. Sto figlio di nave. Sergio, e Pabiga? A biga. Quale biga? Oh! Ma davato con la chiadre, come la finite, dai! Ti l'hai montata, no? Sì, non mi pensavi che fosse si viene, veramente. La biga, sì, E c'è bien che la torca faceva melassa. Melassa, ma qua melassa, Maria, messala, alla messala che lì. Messala Maria, messala, dice. Senti un po', ma pensi di farcela? Certo, non problema, facile. Facile, però mi raccomando, il pianale
Deve essere resistente, perché se dobbiamo salire noi col cliente, Ma no. resistente. Ma no problema, famo resistente. Sergio, non preoccupa. Vabbè, senti un po', ma quanto pensi di metterci? E dipende. Da che dipende? Se devo lavorare solo per biga, 2 massimo 3 giorni, ma se devo riparare cessi, fare muro e sotterrare carne, più tempo. Vabbè, senti un po', ma... Ma aspetta un momento, Sì. la biga, la Eh. biga. E il chiavallo? Ma che è l'ultimo dal problema? Sclaminando all'almaneggio, sa tutto lo scandalo. Sì, ma che sono chiavai che vanno a fare equitazione, corsi, scusate, troppo hanno scosti. E buon, varranno un chiavallo vecchio, no? Domandano al costo nulla. Ma certo, non costa niente, mette soldi pure, mela. Hai capito? Fanno la certo, società, fa la società. dai. Allora, hai detto che ci metti 3 giorni? Sei Certo, sicuro? quasi, certo. Bene, allora, quei 3 giorni ci vado io al Colosseo, Ma senti, quale fanno? Quella de Ben-Hur o l'altra? Per me quella con cavalli bianchi e Ben-Hur, bellissima, bellissima. E tu Maria ci di tu? Non sai, il pudino torna biotico. No, Maria, vi vedo 2 volte la corsa dalle bighi, per piacere, Vediamo di darsi una mossa, se no io mi ammoscio e ti saluto, E certo, lui si ammoscia e ti saluta. Oh, quando parlo con mia moglie, tu lo tenevi impicciato. Non impiccia. Intanto solito su. E dopo Sì. ce l'hai, dite, Tutta, Sinta. Vabbè, non impiccia. Non te ne devi impicciare, va bene? Certo, Bravo. non impiccia. Ingegnere, ma questa nazzica, È piccolo problema fabbrica. Oh, quale difetto fabbrica? I svedesi non si possono sbagliare, Ma vede, questo... L'hai montata male. Ma no, vedi questo non nazico? Questo non nazico, piccolo problema fabbrica. Ma che problema fabbrica? Perché te non te puoi sbagliare, L'hai montata male. Certo, posso sbagliare anch'io, ma se tu contento, montata male. Oh, che fai? Boh, ma sì, manco la montata. Tas, Maria. Oh, che fai? Ti ribelli? No, non ribella. Però se che è montata bene. Arrivera, forse te sei scordato che senza Sergio tu non esisti. Il conto corrente è intestato a nome mio. E se te comporti bene, Sergio ti dà quello che ti spetta. Se te comporti bene, È il passaporto. È il passaporto. Ce l'ho io, Te immagini se te ferma la polizia senza documenti, clandestino, senza documenti. Milan, te sei un'ombra. Sai che vuol dire un'ombra? Ah, tu di finire, par plager. Scusa, Che hai detto? scusa, Sergio. Bravo. Vedi, ci vuole così poco per andare d'accordo.
Buongiorno Maria. Ciao Milan. Oggi bellissima giornata. È bellissima anche Maria. Insomma. Fatto predica, prete? Sì, ha fatto la predica, ma io non l'ho mica ascoltato, sai, perché mi metto a pensare alle mie cose. Certo, è buona chiesa per quello. Uno entra e pensa. Senti, e Sergio? Sergio, il tuo sfascio. Ah, e questo buon profumo che io sento qua, cos'è? Questo caffè turco. Ah, Siedi là, comodati, che adesso Mina ti fa assaggiare il caffè turco. Molto buono. Tu adesso prova e dire Mina quanto buono il caffè turco. Ecco caffè turco speciale per Maria. e il cucchiaino? No, cucchiaino, no, perché se giri viene tutto casino. Bevi, puoi dire Mila se piace. Buono. Per essere buono è buono, sì. Ho detto io. Buono il caffè E turco. certo, molto buono caffè turco fatto Mila. Finito? Sì, finito. Oh, che fai, Mila? Come si chiama questo? Ah, i fondi. Ah sì, che strozzo Mila. Ah no, Mila. Vedi questi fondi? In Sì. questi fondi c'è il tuo futuro. Ma dai. Ma certo, qui, vedi quei buchi, vedi quei piccoli buchi, lì dentro, vecchi, leggono il tuo futuro, c'è il tuo futuro lì. Ma dai, ma e certo. tu lo sai leggere, Mila? Oh, mica vecchio io, mortacci tua! Ma no, non dicevo che eri vecchio. Certo, io so, no, ma io devo solo ringraziare Maria spassiva, molto spassiva. Passiva, Mila. Senti, e dimmi, oggi sei a casa? Certo, oggi festa, oggi Milo fa festa! Era ora! Certo. Dopo 2 mesi che sei arrivato, mai un giorno di tranquillità, Sì. di riposo. Molto lavoro. Ho capito Milan, però anche tu devi pensare a riposarti. Un uomo non può mica stare sempre a lavorare, deve pensare anche ad altro, no? E tu, per esempio, là da dove vieni, in Bielorussia, raccontami, hai una casa, una famiglia, non so niente di te. E certo, Milan famiglia, Milan papà, mamma, vecchissimi, molto vecchi. Nome papà Costantin e mamma Milan Carina. Ah, una bella donna! No, bella donna, Carina nome come Milan. Ah, Vecchi vivono in piccola dacia, vicino al fiume. Ma rompe palle questo discorso oppure... no, Milan, te l'ho chiesto io. Certo. Milan è stato 18 anni con mamma e papà vicino al piccolo fiume, in piccola dacia, no? Poi è andato in giro a studiare, ingegnere, Milan ingegnere, studiare, girato Russia, Grande Russia, e 4 anni è stato a Mosca. Però in cuore di Milan sempre grande, piccola dacia, grande prato, molto freddo d'inverno ed è stato pieno di fioro giallo. Conosci già il fiore giallo? Beh, ce n'è tanti tipi, Milan. Fiore giallo, quello che gira col sole. I girasoli! Certo, sono girasoli. bellissimi. E là cosa c'è? Vedi, senti odore. Questi sono girasoli ground. Qui dentro c'è tutta la storia estate ground. E quando il sole finisce, i girasoli dormono e si sentono piccoli animali che fanno cri cri. I grilli! Ah, grilli! I grilli cantano ground. Ah, Milan, sai che mi piaceva tanto quella canzone che suonavi un momento fa, era bellissima. È quella canzone triste di soldato in battaglia che pensa a sua bella. Però adesso basta tristezza, basta. Adesso tu conosci Pulka? No, Come non conosci Pulka? Pulka, no, bellissima musica per ballare. Tu sai ballare? no, Milan, non so Dai, ballare. buttati, insegna Ma a non me. sono dai. capace io, Ma Milan. certo che...
Vieni, tu stringimi bene. Stringi Maria, stringi. Ma tu brava, guarda ballerina. Bravissima, sei leggera come farfalla. Non mica più una ragazzina, oh, cosa No, pensi? Tu giovane, mortacci Sì, tua. una volta. Ma Mila, non dire i morti, non è una bella cosa. Ma come non dire morti? Ma non va bene. Ma io sento sempre Sergio contenta, mortacci tua. Rabbioso, mortacci tua. Sempre mortacci Ma tua. tu non lo devi stare ad ascoltare, Sergio. Non va bene dire i morti, specialmente davanti a una Ma signora. tu Maria giovane, tu bellissima Maria, sì. tu molto bella. Grazie Milan, grazie, però basta così, sai. Fermare? Sì, fai complimento e dopo basta. E quando dico mortacci tua? Mai, Milan, non lo devi dire mai. E anche figlio di una mignotta, è una brutta parola, non le devi dire. Poi se ti scappa di dirle a qualcuno che non va bene, è capace anche che le prendi, sai Milan? A ti pesting? Sì. Milan, tu sei un ragazzo intelligente, devi stare attento a quello che dici, perché qua in Italia, sai... Maria, Vierna, Bricoscevna. cosa vuol dire, Milan? Oh, prese rote! Oh, so da Mercedes, Scusa, Sergio, non offende, No. ma come macchina non bene per biga. È meglio che fare io con rotte di legno. Sì. Che pensi? Sì, Sergio, come a par mano, tu puoi smettere i ruedis di Mercedes con chiarus di lei, dai. No, forse voi non ci avete presente, non ci avete, il ragionamento. Ma vi immaginate a biga con le rote di legno e il cliente sopra, con i San Pietrini, pia una buca, sai dove lo troviamo il turista, No, ci metti le rote del... Anzi, Va bene, no problema, mettiamo... bravo, ci metti Rotte pure gli Mercedes. ammortizzatori. Ma certo, mettiamo pure Ecco. come vuole Sergio, no problema, Bene. no problema. Oh, che famo? Vado col cavallo perché sennò io mi sto a stranire, Sì, vai, dai. Certo, vai, Telefone, vado, sì, dai, boh. sì. Certo, vai con calma. Sì, pronto? Nando, ciao, sono Sergio. Sento una roba, avrei bisogno di un cavallo, tu che tu hai il maneggio, Ma no, una robe esclusive, no, la di cori, al massimo la di tirare un chiaro... La di tirare un chiaruccio. Sì, no, anche vecchiuto, magari le mie ore, al costo manco, no? Sì. Va bene, dai, ma du là, al macello, un puro sangue, sul serio. Bon, dai, telefono e dici che vuoi a Chiolo, no? Chi vuoi? Com'ò? E tu là, con c'è audio, là, dici che vuoi, mi serve in 3-4 ore per la Chiolo, no? Aspetta che ho chiamato un camion, Sì, bon. Oh, dice che c'ha un puro sangue, Sì. Bon, senti un po', tu gli dai su un call di telefono e tu dici che domani dopo di misdì vuoi a Chiolo. Sì. Senzate. Oh, c'ha un puro sangue che deve andare al macello, no? Con 200 euro gli famo. Un chiavallo che la fa i corsi scumano magli. È buonissimo cavallo, molto buono, buonissimo. Oh, ma in Bielorussia vi mangiate pure i cavalli? Certo. Boh, ma io mangio anche in Italia che vai, Sì, capito, però qua in Italia io mangio fa i fettini sculfiare per i frus, no? Che chi io mangio perché non fa altro che... Certo. Oh, però con c'è Audi la Chiolo, mi serve un camion, cui domandi un camion io comunque. Chiedi Zanzara, c'è tutto Zanzara. bravo. Mi chiesimo me. Chiedi. Dai. Sì, pronto, Zanzà, so io. Senti un po', mi servirebbe un piacere. Mi serve il camioncino tuo. Azzo. Vabbè. Grazie Zanzà, sì, ciao. Niente non si può fare. È nada sbatte. Oh, sì. E mo? E mo taccamo cazzo. Oh! Sì, perché non chiami così?
zio Armando? Zio Armando? Sì, non faccio il pecciotà. Sì, ma Maria, che la fa si pecciotare, ma che la là un'ape, un'apute, come lo metti il chiavallo l'ape? Nanci se lo giri sotto, dai. Se vuole Milan viene lui il cavallo. Ah, sei andata a cavallo, Ma certo. Milan. Perché io non so buon di là a cavallo, A cavallo, non ti visti, c'è che lo facevi. Ma qui- Ecco, zitto, o eri un fulmine a cavallo, io mi tuffavi tal burro, Ma te che eri? Che sei te? Che so io, perché in sta casa c'è la memoria corta, no? Li vedi sti diti, vedi sta mano, Sì, ecco, boh, lasciamo perdere perché sennò me va su a pressione, Senti un po', andiamo che ti faccio vedere che ero io, però te a cavallo non ci puoi andare, Ma Da- Sergio, sanno vini alternativi, siamo un vino di fa partire stu chiavallo. E capito, però ti immagini Milan sulla statale, no? Di Chaste Homes al Colosseo Park a Aquile, sulla statale col chiavallo. Farà i chiams, ma il po' da ravinica, no? Certo. Sì, ma sulla statale no, sicuro, perché se no lo tiri in sotto, lo chiatin, lui e il chiavallo al cimitero. Ma no. No? Vabbè, dai, mo vediamo del cambio. Vieni qua che ti faccio vedere io chi so io. Fa vedere chi è lui. No, chi era lui, Milan? Sì, vabbè. Chi era Una lui? volta. Ecco, guarda, lo vedi? C'apre il portellone. No, quello, di là. Quest'altro, quello che scivola e casca e gli passa sopra tutto il protone e mezzo da sbarco. Dovevamo fare il film Salvate il soldato Raya, con quel figlio della mignotta del Spielberg. Figlio della mignotta. Oh Dio! A Milan mortaccio! A società decolla mortaccio! Decolla. Che Sveglia Maria. Maria, dove sta Maria? Ma che me frega a me di Maria? Quante volte mi ha svegliato lei, ecco, sì. Ammazza, famoci, ci imbrindiamo alla società, oh. Te possino. Dove stanno qua? Ecco qua. Un bel goccetto. No acqua. Non è acqua, è grappa, Ciccio. Ma che te pensi, È acqua. No, è grappa. Oh, sta contenti, Vabbè. Certo. A società decolla. Decolla. Sapevo che era morta buona io, È acqua. Hai sbagliato bottiglia. E te possino cercate, non c'è altro. Beviamo acqua. Vabbè. A società decolla, oh. Decolla, ma acqua buona. Sapevo che era morta buona, Buona. Hai avuto un'idea, Milan? Oh Dio, bella idea. Quasi te voglio bene. Te voglio gridare, forza Milan! No, quella no. No, non posso dirla, no. Quanti soldi abbiamo fatto, capi? Oh, che ti è successo, Milan? Bielorussia. Nostalgia. Vabbè, Molto nostalgia. lontano Bielorussia. Beh, sì. Te credo, la famiglia, sì. Piccola famiglia mia. Sì, vabbè. Famiglia. Piccola famiglia, sì, c'è de mamma e papà ce n'è uno solo. Mia moglie Minsk. C'hai moglie? Galina. Galina. Bellissimo nome Galina. Sì. I 4 figli. A Galina è a bionda. Sì. Mortaccia, oh. Ermoli, Bojan e Nikita. Tutti biondi.
tutti biondi. Possino. Vedi? 3 figli e una femminuccia. No, tutti 4 maschi. Oh. E Nikita? Nikita piccolo, 3 anni. Nikita maschio, anche Nikita. E io pensavo che era una femminuccia. Oh, no. Aspetta, che mo te faccio vedere io. Ti faccio vedere i miei. Eccoli qua. Ecco qua. Ecco, vedi, questa è Brucche. Brucche. Ha figlia più grande. Sono Grande. Brucche. E questo è Francesco Tottino. Amaia Tottino. Roma! Amaia Roma, sì. Io ho dedicato mio figlio a Totti, conosci Totti? No? Certo, conosci, bene, certo. Mi sta da un dispiacere adesso. E perché? mortaggi. Vuole lasciare carcio per andare a fare danza. Ma chi se ne frega? Classica, sì. Vabbè, Te possi non cecate. non importa. Ma senti un po', ma tu moglie lavora? No, moglie mia non lavora, moglie mia Galina sta con figli mangiano, lei lavora tutto il giorno, aspetta i miei soldi. Sì. Ma adesso con Biga più soldi, allora Sì. Galina e i miei figli possono venire. Sì, te pare facile possono venire. Certo. Te pare facile a te? Oh, una moglie e 4 figli, ma quando mai? Ma no, piccola famiglia, non serve mica grande casa. È una casetta piccola così, Sì. con tante finestrelle. Canta, vedrai quando sa mia sorella. No, tu amico, non dire Sì. niente Maria. Ma è mia sorella! Lo so, io molto bene a Maria. Ma lei ci Ma stava no. a fare un pensierino, Milan. Ma io non posso, io amo Galina. Beata te, io non ci riesco più. Ma tu sposato, tu innamorato. Una volta, Tu sposato, moglie innamorato. una volta, che bella che era Patrizia. 12 anni di fidanzamento. E allora innamorato. Sì, ma io ormai al massimo mi affeziono. Che c'è? Oddio. Ma senti un po', ma che nome c'avete in Bielorussia? Ermolai, Galina, Bojan. Ubriaco questo. Ecco, adesso lui russa come russo. Gallina. Evan suu oli vehnäisellä, kun ihmiset onnea toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se konkuja voivotti. Ei tätä paikoo märkyys laittaa, sillä kasvaa lajeista laitaa. Sarviliput, tupput, tähdyt, tipput hiljalleen. Evan äiti se kammarissa virsiä löi se vangiutti. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai una Jean Harlow sulla mia torpedo blu. Pronto? Sì, sono Sergio Mangiolini, telefono per la macchina, sì. Senta un po', ma siamo sicuri che i chilometri sono quelli e il prezzo sono quello, eh? Perché, sì, va bene, però vedo le nostre gambe perché io mi accorgo se qualcuno me magheggia sul conto a chilometri, vabbè, ok, 5.000 euro, 7.000, 75.000 chilometri, mi raccomando, vabbè.
Quando ci vediamo? Perché sì, la voglio vedere io prima, eh? Domani? Sì, va bene. Dove? Da dov'è lei? Azzo, Trieste, Madonna. Io sono a Cervignano, sì. Senta, non è che possiamo fare a metà strada, eh? È che so io. Monfalcone, sì, ecco, bravo. A metà strada, a Monfalcone, dietro al Palasport. Sì, va bene. Ok, a che ora? No, beh, faccia come crede, tanto io sono libero professionista, quindi sì, va bene. Ok, d'accordo, no, le 8:30 no, sì, non marcio tanto presto io. Sì, vabbè, alle 11, sì, alle 11, vabbè, alle 11, sì, va bene, domani mattina alle 11 al Palasport di Monfalcone, sì, vabbè. Grazie, arrivederci. Maria, sei tu chi? Pensavi tu fossi stata del fur, sono 3 miege? No. Ma c'è A tu? Noia, Sergio, noia. Ma tu ti eri stan ben sistemate? Ti sei stufata, tu tirati da ora, come? Dai, gli hai combinato, alle un affare, 5.000 euro, 75.000 chilometri. Domani, voi a Viodi lo sale come caldis, lo compri e non a bagnalo, Va bene, Sergio. Sì, santo troppo che vi fate settimana estate, 2.150 euro, no? Che so farsi cons, no? Sono 11.000 euro al mese dopo vedi avanti le spese dal cavallo, dalla stalla, dal camion e dalla briga. Tu vedrai che a noi non resti 7.700 euro e 2.300 euro per Milan. Sì. Sento, abbiamo fatto il record! Ancora! Quanto abbiamo fatto, Milan? Ma certo, il record! Quanto? 5,50! Maria, vi fa 5,50, dai, metti festeggini, dai, Maria. Ma c'è altro? Non fai come che ti fa. Oh, ti immagini come rosica Luigi? Rosicano! Li mandiamo tutti a casa. Tutti a casa e a fa culo. Bravo. Vado a comprare una bottiglia di spumante. Ma Dovevo certo. festeggiare. Sì, certo. Maria, no, Maria! Perché non ascolti? Maria! Ma che è successo? Maria! Andiamo a mangiare pizza! Cosa vuoi da me? Solo mangiare pizza, andiamo Vai da solo a mangiare la pizza, così risparmi. Andiamo a Palmanova, Gambero, buona pizza! Dopo, se vuoi gelato, non a Palino, buono non a Palino. Che dici? Me mi devi lasciare stare, va bene? Mi devi lasciare stare in pace. Ma perché dici così? Perché io amico di Maria. Tu amico del giaguaro sei. No, Sì, giaguaro, No. è figlio di una mignotta. non dire parole Mina, perché dire Mina non merita parola, Maria! Gallina, mascalzone che non sei altro, sei un mascalzone, mi devi lasciare stare. Maria! Mascalzone, Maria! lasciami stare. Maria! No, lasciami. No. Sì. Maria, Milan, ho comprato spumante. Sì, ancora. Hanno riaperta, ciao. Mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera fuori serie, come senz'altro sei tu. Marie, lo hai comprato? Un BMW 3V neri, coi sedili piel blanche,
quando tu fracchi l'acceleratore al partì come ne cannonate. Dai, cambiti che vieni a fare un giro, vieni a provarlo, dai. Noi voi. Oddio, c'è ato come, Nuie, Voi sai. sapete che è succeduto? Non è succeduto nulla, proprio te nulla. Sì, non sarà mica perché che è succeduto con... Ciao tu vuoi Didi? Ciao, dite. Allora è quasi normale Ce l'ese normale. che un dopo tanti imp, no? Dopo tanti E voglio dire che sono 3 anni che c'è le Latvie, Allora è normale se tu come tu hai voglia di... vaffanculo, tu e Cesare. Maria, bevi tanti il stereo news e il CD di Dalla, Che news? Io voglio a fare un giro, tu fai come che ti pare. Oh, che è successo? Che c'è? Che c'è? Disastro! Oddio, ma che disastro! Macello! Ma che macello? Oh, Macello! vieni qua. Mela, aiuto! Sì, Aiuto mettiti a a me, sedere. Mela. Che è successo? È arrivata la polizia, ha chiamato Milan. Milan Stravinsky, loro sapere il mio nome, qualcuno ha detto loro il mio nome. Loro sapere dove essere io. Deve essere stato Luigi. Hai visto come rosicava? Puoi dare me poco acqua? Sì. Aspetta un po'. Ecco. Stai qua, sai. Toh. Ma che è successo? Ma come? Ma che hai fatto, Polizia è arrivato e io svelto come fulmine, saltato su biga con turista spagnolo. Ma sei scappato? Certo, scappato, frustato a cavallo e via, scappato via. Ma gli hai detto che abitavi qua? No, non ho detto niente. Il turista spagnolo grappato biga urlava come cornacchia. Aiuto, soccorso, madre di Dios, madre di Dios. Il cavallo correva come vento e tutti per strada a grado e sirena polizia dietro. E la polizia che ha fatto? Polizia no, io scontrato, presa strada contraria. Oddio. Il turista spagnolo in aria poi per terra. È morto? No, non morto, è scappato via. Polizia, la polizia? Scontrata polizia, ha preso auto, rotte per aria, sirena che suonava un macello. Ma t'hanno sparato? No, mi hanno sparato, però io ho subito dato in stalla, ho preso la bicicletta e è scappato via. Oddio. Ma che dobbiamo fare adesso? Che fanno? Non preoccupare. Combiniamo, Sergio, Sì. combiniamo Milan forte come toro. Maria, io c'è che è succeduto, oddio. Che chi è sta va? C'è vino di fare. Vino di portarlo all'ospedale. Sì, così ti arresti. Sergio, alle clandestine. Hai capito? Ma che chi è sta va? C'è vino di fare, Maria. Facendo 200 metri, sin a sta in campagna, lo butti in un fossale. Maria, ma io pensavo che Milan ti placesse. A cui? A me? Mi manchi come il singar, come. Che dite? Facendo 200 metri, lo butti in un fossale. Dopo di una cabina, sacchiatina anche una. Clamini il 113 e qualche dunga al vignaratiolo. Maria, ma forse tu non lo sai. Ma che chi in Bielorussia? Allora, una femmina e 4 frus. E allora? Come? Gli ha ordinati io di vignichi. Di vignichi in Italia, chiese nestre, gli hai ordinati io? Poi delle sta chiese so, lui con la sua famè e la sua biele ghiali. Tu has dite gallina. Tu lo sai. Cioè, Tu lo sai. Tu has dite gallina. Nuie. nuie. Oddio, Maria, se tu state tu, ma se ti è passato per il cervello, Maria, tu hai rovinato, eri bene sistemato, ma se ti è passato, partiamo. Sente, e se lo parti al pronto soccorso e stiampi?
Altri faranno. E tu? Tu lo metteresti sui sedili di piel blanchi, eh? No, tu vi odis ci but calgote san. Dito calmarli. Fatevi a foto col Centurione, Centurione Colosseo Park. Fatevi a foto col Centurione, avec le foto col Centurione. Tagliate tacco, tagliate punta, quanto è buona la sola assunta, tira lo spago e tira la sega. Buona... Pronto? Sì, so io. Ciao Zanzà. Senti un po', ma... beh certo, t'ho promesso, no, ci manca pure che te tiro il bidone. No, sei un amico, sei? Sì, perfetto. 75.000 chilometri. No, sì. Lo paghi paro quello che ho pagato io, 7.000 euro. Ma ci mancherebbe, che te sto a fare a cresta, no? Ma vabbè, sì. Ma quando te pare, dai, non c'è fretta, sì, domani, dopodomani. Sì, vabbè, sì. Milan. Lo sai quelli come sono. Sono come cani randagi. Oggi qua, domani là. Chi ferma? Chissà dove si è perso. Sì, vabbè. Ciao Zanzà. Fatevi la foto col Centurione. Centurione Colosseo Park. Take a picture with the Centurion. Centurione Colosseo Park. Un ricordo per tutta la vita.
Per rappresentare dalla compagnia, sì, vorrei ringraziare un po', sapete quanti minuti? Sì. No? Allora, io vorrei ringraziare prima di tutto il comune di Lestizia, che insomma, che Biele Sale qui, insomma, veramente, anche il comune di Tamasson, che per 15 giorni hanno sopportato la sala ogni dì proprio, no? Per arrivare a chi Stefania e chi proprio. Bon. La compagnia? Dopo hai di ringraziare la protezione civile che abbiamo detto che se sono in sincerati si dice di loro cambiare, no? Per proteggere la sala. E un applauso. Veramente bravo, veramente bravo. Allora, ringrazi. No, vedete io e te. Dopo. Io non sei la Cassoi, non sta coinvolgere. Tu mi dassi il numero di telefono. Il numero di telefono. Erminio, occhio. Non mi fai non è mai. Allora, ringrazio la compagnia di Santa Maria. No. Tu mi hai detto tu che ti di Santa Maria, noi con la compagnia di Santa Maria Laiar abbiamo una collaborazione, si scambiano a tutti. Sì, elettricisti, insomma, tecnici, no? Allora io ringrazio Antonella, Patrizia, a Ilario, anche qui, per Ilario. Lì che ciao Ilario. Grande Dio. Bon, allora no, io ringrazio che non sa la massa qui, sì, in queste belle sale qui, boh. Allora, no, a Varesò è anche... Bravo! Vi ringraziare solo due duati, si Dai, ne manca siamo. perché grazie, è stato un pubblico, Doris però, un pubblico caloroso proprio, mi ha piaciuto tanto, mi è scommovuto. Allora, perché come che si dice, no? Senza di altri, no? Chi saresti chiaro, no? Allora grazie di cuore a tutti. E a sei stato caloroso. Sì, boh, è la telecamera. Vabbè. No, c'è telecamera. No, aspetta un momento. Allora, aspetta un momento. Manda Ianingo, Come a passare la compagnia, la risultiva, no? Noi abbiamo fatto il lavoro qui, abbiamo fatto tante fatture. Allora,
sono venuti, che sono venuti fuori dagli quinti, che do, no? Sì, che non sono dos qualsiasi. Cinzia e Elisa. Allora, a suggerisci a cambi. Si immaginai se un gabbiamaglio. Lui al sud continuo. È una roba così, non è facile, no? Ma è un divertimento. È bravo Cavacri. A Giampietro, dalle Parzore. E lui. Dopo Parzore a lei Arturo con la telecamera che anche lui conosce. E a tutti che no, il regista lo nome. Allora, a tutti che vengono a collaborare qui a Montalisceni dalla compagnia delle risultive, un grazie di tutti. Come avrei di presentare loro? No? Allora, Luci Sala, per favore. Luci in sala! E come che si fa ascoltare il video? Luci in sala! Noi no? Lui è qua. Allora, Claudio, prima di attori. Tatiana, brava Tatiana. Mario, Liga, tu vuoi, no? Grazie, a me mi smetti tu. Non mi dici più. Io ho capito finito di recitare, quindi non Il regista, no? Il regista, allora nuovo il regista, Andrea Chiappori, a lei Aisca le cullo, no? E a Linda Corvo, sì. No. E lui ringrazia alla Vude dure queste volte per fare che lavoro qui. Abbiamo dopo Doris, se lui è qui, al fosse qui, all'Eladal, al Poderes di Al. Ma siccome che la tecnologia sono passate già Doris, dai. c'è detto, non stia approfittare dalla bontà, dalla in, non allora, stia approfittare. Di nuovo, a ringraziare il pubblico, tutti, e come potevi al gabinetto un po', perché non mi manca mai. Grazie. Grazie.